Buonasera amanti del futsal, da Udino Baggio per Roploz, squadra di casa 11ª, quota 3 punti, ospita la formazione di Paolo Marotta, quinta in classifica. Benvenuti al Palamiane, qui a DBS Miane Infinity Godego. Dentro ci sono Shabani che va a tagliare sul primo palo la volley, invece messa fuori per Milovanovic, alto. Giata, scende Kuc, Giata però va lungo, cerca l'1-2, Salifu, una finta, Salifu, spara alto anche lui. Zabi, Giata. Il taglio di Azabi servito in profondità. Azabi di fronte al lupo ci mette la mano, la palla Kuc gliela chiama vicino Giata, invece va lungo da Azabi. Azabi con una finta, salta Icik, trova un pronto. Dentro ci sono Bamussa, Gudedi e Grishai. Bamussa si stacca, Massarotto capisce tutto, prova ad andare, Bamussa da terra interviene, la blocca. Poi Bamussa col mancino, Prosdocimi in tuffo, palla dentro, Kuc la tocca, aiuta Prosdocimi che la riprende, fa subito partire Giata dalla parte opposta di fronte al lupo. Deviazione, incrocio, poi il lupo si salva in presa. Riparte subito anche la squadra di casa, ma Azabi capisce tutto in lettura, mette a sedere il portiere! Si sblocca l'incontro al Palamiane, il vantaggio della formazione godigese porta la firma di Ayub Azabi. Azabi in pressing su di lui, Icik riesce comunque a seguire con il tacco Giata che fa correre dalla parte opposta, Massarotto dentro! Probabilmente autogol, ma poco importa. Al numero 27 Gianmarco Massarotto che esulta lo stesso. Conclusione che vale il 2-0. Novità di Mixcard con la R di Roploz. Quindi io vi ricordo che sono disponibili per voi calcettisti le Mixcard. 3-5 azioni dello stesso giocatore in un'unica partita in formato verticale e tanto altro ancora. Trovate tutto nel link in descrizione. Torniamo al campo dove Wally se ne va. Sulla sinistra Wally incrocia. Fuori. Icik va profondo, interviene con il fisico su Grishai, il numero 5 Azabi e poi se ne va. Punta Azabi direttamente alla conclusione. In conduzione Bortolini. Bortolini poi va per la traccia in profondità dal compagno che gli serve l'1-2 che si chiude. D'esterno freddo di fronte al portiere e il DBS Miane accorcia le distanze. 2-1 con Nicolò Bortolini. Murador non intercetta Sebar, quindi Grishai si gira. Vuole Marek, scarica e appoggia su Massarotto che va via dalla pressione di Milovanovic. C'è in mezzo ancora Ambarek, ma Massarotto va tutto da solo, cerca la via del gol, due volte, doppio intervento di Lupo. Prosdocimi va lunga a cercare la fisicità di Massarotto, la mette giù il numero 27 che poi va con il diagonale vicinissimo al palo. Zabi può andare anche da Kuc, invece va da Giata, 1-2 che si chiude. Azabi in mezzo a 3, una finta libera per Salifu e poi va sotto le gambe del numero 30 Kawalupo. 3-1 Infinity Godego ha segnato con il numero 9 Fiscia. Milovanovic, Murador pesca in profondità, Grishai che serve ancora Milovanovic sotto le gambe di Prosdocimi, costruisce alla perfezione, torna a -1 dal Godego con il gol numero 3 stagionale Boris Milovanovic. Giata tenta di andare dal compagno ma sbaglia, 3 contro 2, il tocco largo, Murador dentro, ancora Milovanovic, in un minuto la riprende il Miane, doppietta personale di Milovanovic, 3-3 al Palamiane. Shabani mette giù, poi scucchiaia per Grishai che la domestica con la suola, la lascia ancora al numero 10 Shabani che poi trafigge sul suo palo Davide Prosdocimi. In vantaggio il DBS Miane, esplode lo stadio di casa con il suo numero 10. Pressione su di lui, Massarotto invece va lungo da Bamussa. Mussa prova ad andarsi sulla sinistra, poi si accentra allo spazio per il tiro. Prosdocimi mette giù Milovanovic contro il movimento di Albucik sul secondo palo, invece va verso il primo, il numero 10 che segna. Adurim Shabani, ancora lui, una conclusione strozzata che inganna Davide Prosdocimi, alla fine si insacca. Doppio vantaggio Miane. Giata. Il taglio di Sebar dietro da Wally. Wally se ne va sulla sinistra. Wally se ne va. Wally la tiene bassa e la incrocia sul secondo palo. Il numero 8 Daniel Wally. 4-5 a 9-21 dal terzo. Icik dalla parte opposta, troppo lento il passaggio, quindi Massarotto di fronte a Lupo. E chiude lo specchio. Wally attende Murador, va da Ambarek, interviene Milovanovic, ma poi la palla resta tra le file godigesi. Ancora Wally, controllo di coscia, prova la botta, mette in coscia ed è calma Kuc. Giata va subito dentro, mano e calcio di rigore e il Buciki la prende con ultima occasione per strappare un punto al Palamiane. Parte il numero 11 Giata, palo esterno, si salva la formazione di va a spazzare lungo e arriva ora il triplice fischio del direttore di gara. Termina un incontro scoppiettante, divertente al Palamiane. Il DBS Miane vince per 5-4 contro l'Infinity Godego.